un'agricoltura che deve essere valorizzata dal punto di vista economico, ma anche e soprattutto dal punto di vista ambientale, di ciò che la natura riesce a darci. Lo facciamo qui in un contesto, in una sede istituzionale molto importante come la Sala Regina della Camera dei Deputati, appositamente qui perché vogliamo dare maggiore valore e maggiore peso all'agricoltura, al tema della biodiversità, al tema ambientale. Quindi lo facciamo perché l'aspetto economico, cioè la produzione di cibo e l'agricoltura, è fondamentale, imprescindibile, dominante. È chiaro però che l'importanza dell'agricoltura va vissuta anche come presidio dei territori rurali, come presidio del nostro ambiente, va valorizzata. È chiaro che lo dobbiamo fare qui all'interno di una sede istituzionale, ma lo dobbiamo fare quotidianamente tutti i giorni. Quindi i premi vanno in questo senso e in questa direzione, perché lo scopo di C Agricoltori Italiani è di dare più valore all'agricoltura. Le sedi istituzionali servono soprattutto questo, nel cercare di affrontare i problemi e risolverli. L'agricoltura sta vivendo un momento molto difficile e molto complicato, dato dalla crisi climatica, dato dall'effetto dei dazi, dato anche da purtroppo scelte europee che rischiano di diventare compromettenti per un settore che deve essere strategico, come dicevo prima, strategico dal punto di vista economico ma anche ambientale e soprattutto sociale, perché la tenuta delle aree interne, delle aree rurali del nostro Paese passa assolutamente attraverso l'azione degli agricoltori. Pertanto non possiamo accettare il fatto che venga tagliata la PAC e che finiamo dentro a un fondo unico insieme a tanti altri. Noi dobbiamo avere la specificità, ci deve essere riconosciuta come è stata già riconosciuta da anni a livello europeo. Questo deve continuare se vogliamo davvero sostenere la nostra agricoltura, e ovviamente sul tema dei dazi dobbiamo cercare di imporre anche le nostre regole agli altri. Non possiamo continuare a subire, soprattutto nei confronti dell'amministrazione americana, ciò che l'amministrazione americana vuole appunto imporci.